Agrigento, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha vinto il ciclista Enrico Battaglini del Team Lotto la tappa del Giro d'Italia che è partita ieri da Agrigento fino a Santa Ninfa, attraversando il territorio agrigentino da Porto Empedocle, Sciacca, Santa Margherita del Belice, quei luoghi interessati al terremoto di 50 anni fa. Un percorso lungo chilometri 153 che ha visto la presenza di oltre 170 corridori spalmati su 22 squadre partecipanti. La città ha vissuto un grande momento di festa, tantissima gente, famiglie, amanti del ciclismo, presenti ad assistere alla partenza della quinta tappa del Giro d'Italia. Un villaggio tutto rosa che ha permesso anche di vedere e conoscere gli atleti in gara. Una mattinata trascorsa all'insegna del divertimento, sul palco presenti i ciclisti che firmavano la loro presenza alla tappa e poi la partenza avvenuta all'1:20 tra le due ali di folla che hanno invaso piazza Vittorio Emanuele. Momento di gioia, di allegria oggi ad Agrigento, vediamo anche qui tanti ciclisti, poi li intervisteremo, vediamo da dove sono arrivati per questa tappa Agrigento-Santa Ninfa. Il Giro da oltre 100 anni racconta il paese, racconta passioni, racconta sport, ma soprattutto racconta un grande animo italiano che è legato certamente alla cultura e soprattutto al bel paesaggio, ed è quello che intendiamo promuovere con il Giro d'Italia ad Agrigento, cioè una bella vetrina che racconti Valle dei Templi, che racconti il nostro centro storico. In un tempo in cui stiamo crescendo notevolmente in termini di flussi turistici, questa vetrina c'è di grande aiuto, l'abbiamo inseguita per 2 anni, il terzo anno ci è andata bene e quindi la salutiamo positivamente. Anthony Barbagallo, già assessore al turismo della regione siciliana, oggi è presente ad Agrigento, ecco, facciamo un po' un ricordo, questa tappa è qui anche grazie a lei. Ma il Giro rende omaggio a una delle città a cui più è legato, sono tantissimi i passaggi in arrivo e come città di tappa di partenza proprio qua ad Agrigento, anche con vittorie epiche e memorabili come quelle di Saronni e Argentini nell'82. E oggi però c'è un aspetto in più che non è solo quello sportivo, anche quello del ricordo, l'omaggio al Belice dopo 50 anni e come già fatto per l'Irpinia, il Friuli e l'Aquila, il Giro rende omaggio a quelle, rende omaggio, onore e ricorda una delle tragedie più grandi della nostra terra. Presente anche qui ad Agrigento, sta seguendo la tappa, ecco una sua sensazione, una sua valutazione anche di questo, che è questa presenza non solo ad Agrigento ma anche in Sicilia. Beh, è un momento molto importante per il Giro, non per nulla è in Sicilia per il secondo anno consecutivo, è segno che si trova bene. Sono 3 tappe siciliane meravigliose e devo dire che tanto è quello che dà il Giro alla Sicilia quanto con gli interessi quello che dà la Sicilia al Giro. E aspettano a Menfi? Ma in tantissimi, un po' la famiglia, un po' gli amici, un po' i paesani, sì. Ho visto ieri un servizio sulla RAI, hanno fatto tanta festa, tante scritte sul tuo nome, c'è molta attesa per te. Ma penso per una zona come Menfi, penso sia un onore avere un professionista in gruppo, quindi... Quali pensi siano le tue aspettative da questo Giro? Ma le aspettative, io sono un gregario di Frumi, quindi devo sempre lavorare per lui. Tutto bene, ti è piaciuta questa tappa qui ad Agrigento? Sì, bellissimo, i templi è sempre uno spettacolo.